caro saluto a tutti, prendiamo la linea dalla piazza di San Giacomo Rupinaro. Le telecamere hanno appena ci hanno accompagnato per la Santa Messa del nostro Vescovo per il compleanno di Telepace, il 29esimo. Vogliamo così, prima di salutarci, di interrompere il collegamento, fare un piccolo saluto a tante le persone che erano presenti. Qua c'è un gruppo di volontari che durante l'anno, durante tutti questi anni abbiamo avuto modo di stare in compagnia, di chiedere notizie, darci notizie. Sergio Borelli è un componente dell'associazione Antiusura. Chiavari Genova, un saluto a questa serata. Sì, mi ha fatto molto piacere la presenza di tante realtà del volontariato, come ha sottolineato il Vescovo, e direi che ci riconosciamo, per noi la nostra emittente, perché dà voce a tanti aspetti della vita civile che diversamente non verrebbero a conoscenza della gente, che magari è portata a pensare che esistano solo i delitti, i femminicidi, quello che appare nei telegiornali nazionali, diciamo. Invece per fortuna non è così, c'è tanto bene che è giusto che operi in silenzio, però è anche giusto che si sappia. Grazie, grazie. Salutiamo Gianluigi dell'Unitalsi, una vostra rappresentanza, Unitalsi che insomma il momento importante clou dell'anno è un po' questo viaggio a Lourdes che con questi viaggi di cui a volte Telepace è anche vicino. Sì, sì, è vero, la nostra attività si svolge principalmente durante i pellegrinaggi che facciamo a Lourdes, a Loreto, però anche durante l'anno abbiamo una serie di incontri dove ci riuniamo insieme agli ammalati, a quelli che ci accompagnano nei pellegrinaggi, e questo ci permette di avere una continuità meno intensa di quello che è il pellegrinaggio, ma comunque che ci lascia stare amici tutto l'anno. Grazie, grazie a Gianluigi e l'Unitarsi. Qua abbiamo, venite, il 118 il responsabile, il dottor Sanna, che lo ringraziamo, che dà la presenza, la Croce Rossa di Chiavari di Cogorno, diciamo tutti un saluto, grazie della vostra presenza e insomma noi credo che la redazione tutti i giorni vi contatti purtroppo a vedere ci sono notizie, in questo caso sono notizie negative. Beh, non sempre, no? È vero, voi fate il vostro lavoro, ci conosciamo da tantissimi anni, date voce anche al nostro lavoro, date visibilità alle nostre persone, alle nostre divise, ai colleghi, quindi sono io che ringrazio voi. Dunque una collaborazione che disturbiamo, ogni tanto so che si chiama un po' prima del telegiornale sia alle 13 che alle 19, no? Sì, è vero, purtroppo certe volte questo capita quando ci sono i lavori in corso, ci sono interventi da gestire, quindi certe volte siamo un pochettino frettolosi, di questo dovete perdonarci un pochettino, però insomma penso che la collaborazione è stata fruttuosa tutti questi anni. Grazie, grazie al responsabile del 118, il dottor Sanna. Qua abbiamo un bel gruppo della pubblica assistenza Croce Verde Chiavarese, settore protezione civile. Tutti e due, tre, anche da sia il sanitario che la protezione civile, Rinaldo Lavaggi. In genere ci vediamo in occasioni, mi ricordo l'ultima alluvione, speriamo di incontrarci per festeggiare altre cose. Sì, in effetti è vero, perché come mi dicevi quando mi hai telefonato, quando c'è qualche evento calamitoso ci siamo noi e voi in giro. Noi cerchiamo di essere operativi sul territorio per fare quello che possiamo e voi giustamente dovete tenere informata la cittadinanza e se possibile anche rassicurarla o comunque renderla edotta dell'evoluzione dei problemi. E questo è il nostro ruolo e vi ringraziamo anche di averci invitato. Anche voi siete diversi volontari che sostenete quando si vede una macchina vostra o il vostro colore, insomma date sicurezza, perciò cerchiamo sempre di essere presenti. Grazie, salutiamo anche il gruppo della Croce Verde sanitario, no? Sanitario, lei la signora? Franca. Franca, grazie per essere presenti. Sempre massima collaborazione, andiamo avanti. Sempre, sempre, sempre. Perché si può, si fa. Voi siete sempre una pubblica assistenza attiva sul territorio, con diverse sedi, no? Sì, sì, sempre giorno e notte. Bene, Luigi?
No, Pacini. Pacini. Ma lo stesso, siamo sempre in servizio. Appena si può, siamo pronti. È tanti anni, no, che sei? 60 anni. 60 anni, complimenti, questo è un bel compleanno. Sì, per forza. Ecco, c'erano diversi sindaci a questo appuntamento, abbiamo Danilo Repetto, tra l'altro neoeletto del comune di Mezzanigo, un saluto. Telepace chiaramente segue sì le città della costa, più magari con tanta popolazione, ma non vogliamo mai dimenticarci i comuni dell'entroterra. Assolutamente no, anzi fate un servizio incolmabile perché raggiungete veramente ogni nostra località e siete molto seguiti ed apprezzati, sia da noi ma anche dai miei concittadini. Grazie veramente perché quello che fate è veramente speciale. Come si sta dopo la fatica elettorale? Beh, noi anche durante questa campagna elettorale abbiamo continuato comunque a lavorare in comune per portare avanti progetti, impostare anche nuove idee, per cui continuiamo a fare quello che abbiamo fatto prima. Grazie, ringraziamo il sindaco di Mezzanigo, Danilo Repetto. Qua abbiamo una neoeletta, ma proprio neosindaco del comune di Ne. Come si vive dai primi giorni da sindaco? Un po' turbolenti, nel senso che devo ancora abituarmi all'idea, infatti quando mi suona il telefono e mi dicono sindaco rimango un po' lì, però piano piano stiamo facendoci le ossa, ci vuole un po' di tempo. Insomma un testa a testa, 16 voti, deve essere stata una campagna elettorale punto a punto, come una partita di sport. Ma noi abbiamo fatto una campagna elettorale molto tranquilla, devo dire la verità, perché quello che siamo l'abbiamo fatto vedere e evidentemente ci ha premiato. Bene, il collaboratore Massimo. Sì, è un po' storico, sì, in effetti, no, è da tanto che combattiamo in questa valle per poter dare il nostro apporto. Finalmente siamo riusciti ad avere la meglio, speriamo che il futuro possa essere fortunato per tutta la valle con il nostro aiuto. Bene, allora buon proseguimento, collaborazione con la minoranza come per valore aggiunto, lo dico per tutti i comuni, credo che nei piccoli comuni, no, per il bene, come diceva il nostro vescovo. Abbiamo il comandante dei carabinieri, possiamo stare qua, il dottor Gerardi, e anche il sindaco di Lumarzo, che in effetti abbiamo parlato tanto di Rapallo perché è stato un esploit eccezionale, quasi l'80% per il sindaco Carlo Bagnasco, ma questo signore ha preso l'86 a Lumarzo, è vero Daniele Nicchia? Sì, è corretto, è stato un grande successo, merito tutto della mia squadra, di persone del paese che ha lavorato seriamente. E chiaramente adesso l'impegno dovrà essere notevole perché le persone è evidente che si aspettano molto da noi e quindi dovremo fare un grande servizio alle comunità, un po' quello che fa Telepace con le sue emittenti che sono molto vicine ai nostri paesi. Abbiamo Nicchia, il vice sindaco di Rapallo, che è Pier Giorgio Brigatti. Dicevo con Lumarzo, Nicchia, che insomma siete i due 86% e quasi 80%. No, ci hanno battuto. Sì, vi ha battuto Lumarzo. Ma credo che abbiano pagato questi 5 anni di amministrazione e di impegno a 360 gradi, la possibilità di aver sbloccato il patto di stabilità e di aver investito tanti soldi in tante opere e la gente abbia capito anche l'impegno e la serietà con cui abbiamo affrontato il mandato. Poi il nostro sindaco è un super per quanto riguarda la comunicazione e questo ha fatto il resto, insomma. Bene, allora abbiamo anche il vice sindaco del comune di Santa Margherita Ligure, il dottor Cozio. Qua siamo tra i più votati perché abbiamo fatto Lumarzo, Rapallo e Santa, anche voi insomma personalmente ho visto diverse preferenze. Sì, è andato tutto molto bene, ma il mio risultato personale è frutto del risultato della squadra. Siamo molto contenti, pronti a ripartire a lavorare per questi altri 5 anni e grazie a Telepace, al servizio che rende per le nostre comunità, che è sempre molto importante, gradito e apprezzato, per cui essere qui è doveroso, è un piacere, ma è anche una gioia.
Bene, allora aspettiamo buone notizie. Quest'anno l'alluvione, la mareggiata, insomma, ha messo tutti in difficoltà, abbiamo dovuto documentare momenti veramente difficili. Siete stati bravissimi, tutta la gente ha collaborato ed è andata bene che non ci sono stati feriti gravi, perciò insomma, speriamo che sia un 2019-20 migliore del passato. È sempre un piacere ritrovarci da un anno all'altro, davvero, veramente. Noi speriamo che Telepace prosegua, migliori, vada avanti e ci sia sempre d'aiuto come ha fatto finora, perché ci aiuta tanto. Questa è sempre una bella presenza, so che la Presidente ci tiene sempre a lanciare dei messaggi per nuovi volontari, e così anche in questa occasione? Sì. In questa occasione in modo particolare, perché abbiamo fatto il corso e al termine del corso i volontari sono rimasti veramente molto pochi, e abbiamo bisogno di giovani, perché noi siamo tutti abbastanza maturi. I giovani sono questi ultimi che sono arrivati. Sono nuovi? Sono nuovi, sì. Allora li conosciamo, ci ricorderemo il 29° compleanno di Telepace. Come si chiama? Maura. Maura e? Nadia. Allora, qual è la molla che vi ha spinto, e avete fatto benissimo a fare questo passo di volontario? A me un'amica che me ne parlava già da tempo, mio marito anche lui era già impegnato nel volontariato, quindi sentendo i racconti era una cosa che volevo già fare, così è stata proprio, e sono felicissima. Sì, sì. Lei signora? Ma io diciamo che ce l'ho nel cuore da tanti anni l'idea di fare il volontariato, però è stata la conoscenza di questa signora che mi ha spinto. È una grande, Una grande donna, sì. Bisogna dire proprio che è una grande donna. Bene, allora salutiamo di cuore tutti gli amici dell'AVO, e in questo saluto tantissimi volontari. Abbiamo già sentito qualcuno delle pubbliche assistenze, ma il nostro territorio insomma, è pieno di persone che assolutamente che danno una mano, si danno una mano. Abbiamo salutato l'AVO, salutiamo anche il comandante della finanza di Rapallo e il presidente del comitato assistenza malati e Tigullio, il signor Giancarlo Mordini, che è anche un nostro collaboratore con Sana Sanità. Giancarlo, fai un po' gli auguri a Telepace in questa data 29°. Ma guarda, tutti noi passiamo, Telepace rimarrà e andrà sempre avanti, quindi è l'idea stessa, non può mentire, quindi le persone vogliono bene a Telepace e Telepace vivrà. Possiamo sottoscrivere quello che diceva il signor Mordini? Sicuramente, a prescindere se lo dice Giancarlo, che se Telepace rimarrà è vero, perché Giancarlo sicuramente è lungimirante in mille cose, quindi questa cosa qua la sente vera e condivido la sua opinione, perché Telepace ho visto è vicino, insomma, ai cittadini e ai valori della vita, quindi auguro anche io a voi una lunga vita e tanti anniversari come questo. Grazie alla presenza anche delle autorità, alla finanza, abbiamo i carabinieri che andremo a sentire. Giancarlo, adesso continui con Sana Sanità, oppure vai in vacanza e vediamo le repliche? Facciamo a giugno, tutto giugno, poi a giugno ci fermeremo. Bene, abbiamo il sindaco di? Il sindaco purtroppo è assente perché aveva un impegno, l'ho sostituito io. Molto bene. Siamo la nuova lista che è stata eletta alle ultime amministrative, l'Orsica verso il futuro, e lo sostituisco in questa serata, bella, oltretutto anche per il sociale queste cose servono tantissimo, e siamo partiti, tanta gente nuova, a parte io un altro consigliere che avevamo già esperienza, cercheremo di portare avanti coi pochi mezzi che hanno i comuni la nostra attività amministrativa. Bene, allora complimenti e viva l'Orsica! E grazie a Telepace che siete sempre presenti, c'è un'informazione capillare su tutto il territorio, quindi è arrivate molto bene come ricezione. Lei non mi ha detto il nome e cognome? Io sono Mauro Porcella, ero già nella precedente amministrazione come assessore col dottor Aulo De Ferrari e ho continuato in questa. Allora, insomma, l'Orsica, la continuità. Sì, difatti anche il nome abbiamo messo l'Orsica verso il futuro, esprime tutto questo.
Bene, bene, grazie della presenza e buona amministrazione. Bene. Ancora, grazie. Siamo qui a festeggiare i 29 anni di Telepace, l'anno prossimo saranno 30, dobbiamo festeggiare in maniera ancora più bella questo grande anniversario, 30 anni che Telepace dà voce non solo alla Chiesa Cattolica ma anche a tutta la cittadinanza, è un servizio pubblico molto apprezzato dai cittadini chiavaresi e non solo, per cui più c'è pluralità di mezzi di informazione più siamo tutti liberi, per cui complimenti a Telepace, l'amministrazione comunale a fine anno cerca di aiutare sempre anche la fondazione di Telepace e continueremo su questa linea. Bene, le notizie, Chiavari chiaramente insieme a Rapallo è uno dei comuni più grandi, le notizie non mancano, ci fa sempre piacere, speriamo, come diceva il Vescovo, che arrivano sempre notizie positive verso il bene della gente, che poi per quanto grossa che sia il nostro territorio, il Tigullio, siamo che ci conosciamo tutti. Sì, c'è un bel clima, me l'hanno sempre detto anche le forze dell'ordine, il Maggiore Gerardi che è arrivato da poco da una città grande come Messina, la nostra città tutto sommato non ha grossi problemi di ordine pubblico, per cui questo è un sintomo di una buona qualità della vita. I problemi certo non mancano, i servizi sociali del comune di Chiavari però sono molto importanti, sono apprezzati, me l'hanno detto anche a Genova, per cui siamo contenti dei servizi che diamo alla città. Certo, bisognerebbe fare sempre meglio, però ci mettiamo l'impegno massimo. Qua abbiamo un atleta, direi di iniziare dalla Nuria, che ti vediamo sempre su Facebook a fare quelle grandi maratone, sei diventato... Cosa dice Luca a casa? Niente, la mia valvola di sfogo, niente, tutto bene, ho fatto solo una maratona, ho fatto qualche mezza, ma di maratone ne ho fatto solo una. Poi sabato ho una grande cosa da fare, ma vi dirò poi dopo quello che vado a fare. Vabbè, allora ormai bisogna comunicare alla stampa. Mi hanno preso i campionati italiani di 10 km a Genova. Benissimo, allora abbiamo una notizia sportiva, la Nuria. Nei campionati italiani, allora a questo punto ci manderai i risultati. Non poteva mancare la Fontana Buona con Enzo Malatesta da tanti anni, insomma, nell'ambito sportivo, diciamo così. Non solo, ormai siamo diventati amici tanto per altre cose. Sì, siamo amici a 360 gradi della Fontana Buona. Ho visto che c'erano altri personaggi della Fontana Buona, mi fa piacere, comunque per noi è un appuntamento molto importante, perché comunque tanti anni che facciamo parte di Telepace, pertanto siamo orgogliosi e contenti di essere presenti ad ogni anniversario. Luca, amici sportivi di Telepace. Amici sportivi di Telepace, cosa vuoi che ti dica? Sono 29 anni, io ho cominciato dopo 6 mesi dall'inizio della televisione e pensavo che fosse, come ha detto il Vescovo nella sua omelia, una scommessa che non si sapeva come sarebbe andata a finire, però adesso possiamo dire dopo 29 anni che è stata una scommessa vinta, ecco, e che non posso fare altro che sperare che continui così e anzi migliori sempre più. Bene, bene Luca, ecco qua abbiamo un sostenitore, un giovane sostenitore che è qua con Cristina. Cosa diciamo in questa serata, lo diacono? Beh, direi che c'è stato un profeta che è stato il nostro Vescovo quando a suo tempo, tanti anni fa, ebbe questa audace visione, e quindi Telepace veramente è stata una profezia, continua a essere un segno importante, la dobbiamo ringraziare tutti e io spero e credo che sia veramente per questa zona della Liguria un dono così grande che non può assolutamente essere lasciato, direi, a se stesso. Quindi da parte mia e del Forum delle Associazioni Familiari contiamo su Telepace immensamente, questo, e preghiamo perché il sogno avvenga. Bravo, bravo. Qua abbiamo Marco Devoto che gioca in casa, che è presidente degli Omi del Ruinà. Marco,
Hai dato grazie anche per la collaborazione, ho saputo, alla Proloco di Levi. Una piccola collaborazione, ma siamo contenti di partecipare a un evento così bello, perché mi ha fatto piacere la partecipazione di tanta gente che ha voluto testimoniare l'importanza di quello che state facendo, quindi un grazie ancora. Bene, grazie. Gli uomini del Ruinat tradizionalmente sono sempre stati vicini a Telepace, poi adesso col direttore parroco insomma c'è il rischio di approfittare un po' dalla parrocchia di Rupinaro. No, ma lo facciamo veramente con grande piacere, perché capiamo l'importanza che ha questo emittente per il nostro comprensorio, quindi lo facciamo volentierissimo. Troviamo Don Silvio Grilli col nostro vescovo, se possiamo rubare un saluto a Don Silvio, che è direttore del Cittadino di Genova, che la presenza insomma è ormai da qualche anno, però ci fa sempre piacere questa unità con Genova Chiavari. Sì, si è instaurata un'amicizia grande tra i giornalisti di Telepace e i giornalisti del Cittadino. Credo che sia stato per noi di Genova un motivo importante per poter crescere. Da parte nostra non possiamo che augurarvi di andare avanti e sempre meglio. Ho sentito una presenza oggi straordinariamente grande e bella, e penso che voi e noi che lavoriamo nei mass media ci sentiamo incoraggiati dalla vostra attività. Assolutamente, auspichiamoci anche sempre più collaborazione, anche perché ormai le distanze non ci sono più con i mezzi di comunicazione, no? Ormai una foto gira in tutto il mondo velocissimamente, perciò Genova sempre è più vicino. Tra l'altro al giovedì, è proprio la giornata oggi, c'è la rassegna stampa del Cittadino che arriva da Genova, e perciò abbiamo qualche notizia genovese. Vorremmo essere capaci di contribuire maggiormente ancora, piano piano, chissà che non sviluppiamo migliori sinergie. Assolutamente, salutiamo il Vescovo, abbiamo già sentito le sue parole, ci ha invitato a scoprire le notizie buone. Siete voi che le scoprite, la vostra impostazione che io condivido perfettamente è quella di trovare non soltanto i grandi avvenimenti, ma la quotidianità del nostro territorio. È bellissimo quando vedo i bambini che con le loro attività di volontariato, tutti hanno voce in Telepace, e ogni avvenimento che riguarda queste nostre realtà viene sottolineato, riceve voce, questo è bello, molto bello, e ci dice che il mondo è davvero ancora teatro di bontà. Ripeto, senza mistificare la realtà, senza chiudere gli occhi di fronte alle cose difficili, ai momenti, no, però non enfatizzandolo come di solito viene fatto. La Titta da sempre vicino a Telepace, adesso ultimamente di più quasi per il coro delle Mani Bianche. Chiavari Liguria, sì, il coro dei miei bambini, 40 bambini che cantano, ma cantano in modo un po' diverso, perché la musica non deve essere solo per chi ha una gran voce, per chi è intonato, no? La musica può essere per tutti, e quindi io mi sono studiata questo modo per far cantare veramente tutti. È un coro di integrazione e di aggregazione, bambini che cantano con le mani. Facciamo un po' un saluto, diciamo un po' un ciao solito vostro, che insomma con queste manine. Ecco, così abbiamo ricordato anche la lingua dei segni. Assolutamente, ho detto ciao a tutti gli spettatori di Telepace. Benissimo, e buon compleanno. Guarda che facile, compleanno! È facile. Fabrizio, con te si potrebbe andare avanti un pochino, ma di sintesi
da sportivo, da musicista, insomma da persona che ha il cuore sulle cose. Festeggiamo insieme questi 29 anni e, come dicevi il Vescovo all'inizio, ci prepariamo al 30°. Sì, è una grandissima soddisfazione perché sono traguardi importanti, ma soprattutto se si guarda alle spalle, ci sono tantissime pagine di sport e di sociale seguite con, penso, le caratteristiche giuste con cui va gestita una notizia, dandola allo spettatore, cercando di farlo partecipe e anche attore in prima persona del giudizio anche sulla notizia stessa. Quindi io sono molto orgoglioso di aver collaborato tanti anni, di farlo sicuramente anche in futuro, attraverso i talenti di ogni singola persona, nel mio caso magari mettendo a disposizione la mia passione per lo sport, la mia vita per lo sport e per la musica. Bene, grazie a Fabrizio, direttore anche come lavoro del Tennis Golf Club di Rapallo e poi sempre amico e componente del direttivo dei volontari. Lei è figlia di Renato Lagomarsino della Fontana Buona, da sempre nostro amico e che lo conoscete, chissà quanti hanno visto non solo da noi ma nel mondo del giornalismo nostro locale. Un saluto Silvana. È sempre un piacere venire qui al compleanno di Telepace, è una festa gioiosa, incontri tanti amici e quindi siamo felici di contribuire, di arrivare nel nostro piccolo. Grazie sempre della vostra attenzione che avete sulla valle. C'è ancora una parte di Genova, abbiamo Giovanna Coppello che è commercialista nel CDA di Telepace della Fondazione. Salutiamo la Laura, che è anche presidente dell'UCSI, ovvero Unione Stampa Cattolica Italiana, sezione Liguria. Esatto, sì, siamo venuti da Genova per fare gli auguri a Telepace, ci ha fatto piacere e quindi insomma cercare di sostenere la televisione di Chiavari che per noi è amica e insomma speriamo magari di riuscire a collaborare anche di più, quindi Monsignor Grilli che ha concelebrato la messa e è il nostro direttore, appunto siamo qua come rappresentanza per fare gli auguri a Telepace. Bene, ricordavamo proprio che giovedì è il giorno che arriva la rassegna stampa del Cittadino, fresca. Sì, cosa dite in redazione al Cittadino? Ce la litighiamo la rassegna stampa al Cittadino per chi farla. Secondo me non è vero. Non è vero, chiedi a Laura, la vuole fare sempre lei. No, ogni settimana... È una cosa bella fare quella cosa lì. È una bella cosa, siamo contenti di... Aggiungete sempre qualche notizia in più. Aggiungiamo qualche notizia in più anche con il piccolo contributo che mandiamo il giovedì sera dove diamo una panoramica delle principali notizie che succedono in settimana in diocesi. Quindi ci fa piacere che questa finestra genovese possa essere ogni settimana vista anche a Chiavari e a Genova. A Genova siete seguiti, Quindi, ah sì? Però... Ma allora dobbiamo fare così, quando sentiamo il volto, cioè no, la voce della rassegna stampa al giovedì nei nostri TG, qua abbiamo due volti che stanno di dietro. Poi salutiamo anche Giovanna, cosa diciamo in questa serata? Allora, intanto, visto che sono a metà del mio testaio, approfitto, non so se l'ha già fatto qualcuno, per ringraziare la Proloco perché sono buonissimi, è un appuntamento ormai fisso e sono veramente ottimi. E così come ringraziare tutte le persone che sono qui perché è sempre bello ritrovarsi insieme e per riflettere sull'anno che passa e anche sulle prospettive future, cominciare a prepararci per i 30 anni come si diceva prima. I bilanci di Telepace sono a posto? Allora, i bilanci sono sempre un divenire, nel senso che certo sono a posto perché sono fatti e approvati, però non è sempre facile chiudere i conti perché non facendo pubblicità, essendo una TV comunitaria, è complicato alle volte perché le spese sono tante e quindi bisogna contare, come diceva il Vescovo prima, sulla forza di tutti. Pierluigi, un parrocchiano di San Giovanni. Chissà a Rupinaro, sei a Rupinaro, non sei a San Giovanni. No, ma non hanno confini le nostre parrocchie. Siamo in tempo di sinoda. Anche perché poi Telepace siamo un po' di tutti ormai. Anzi, Telepace fa un servizio grande e che unisce
e che toglie anche supera qualche differenza che ci può essere stata nel tempo tra le parrocchie, sicuramente. Noi dobbiamo fare gli auguri a Telepace perché possa proseguire su questa strada di servizio, come diceva il Vescovo, a Dio e agli uomini, soprattutto in un periodo nel quale la società è molto, come dice il Papa, è molto evaporosa, oltre che liquida. Abbiamo bisogno di segni, anche attraverso i social come la televisione, che diano parole di speranza e parole di fiducia nel futuro. Grazie per Luigi Pezzi, da sempre amico. Mi ricordo la tua presenza con Mario a San Salvatore in un Natale di tanti anni fa, dei 29, forse 20 anni fa, giù di lì. Mancò nel 1997. Perciò più di 20 anni fa. Speriamo, come diceva Don Nando, che si apra un processo di beatificazione per quest'uomo. Sarebbe quantomeno poterlo ricordare un po' più decisamente per la nostra diocesi. Don Luca, Sardella da sempre, il Don Luca è stato anche nostro prima di entrare in seminario, insomma, che anni erano, Luca? Allora, l'ingresso ufficiale, come dire il piede entrato a Telepace, il 14 settembre del 2000, quindi diciamo quest'anno sono 19 anni che... Anche tu eri un po' più giovane. Ero un po' più giovane e avevo anche un po' più di capelli. Se dovessi così raccontare un po' questo percorso in 2 battute, cosa ti verrebbe da pensare, da dire? Beh, intanto sono le storie che si incontrano che fanno la ricchezza di uno strumento come questo, quindi ogni tanto ritornano delle immagini di archivio, delle immagini vecchie, di qua hai incontrato quella persona, hai visitato quel posto, hai avuto modo di entrare in relazione con tante persone, quindi questa è stata per me la ricchezza grandissima del lavoro più bello del mondo, che è quello del giornalista, e quindi questo rimane come patrimonio e oggi di fatto è un'esperienza che continua per certi versi in maniera e tempi chiaramente diversi. Però è il fatto di relazioni che continuano, penso a quelle anche con te che da 19 anni ci conosciamo. Ci siamo conosciuti sul campo, mi ricordo davanti alla Basilica di San Gervasio e Protasio, esatto. Qualcosa del genere. Esatto, uno dei primi servizi era per le feste di luglio della mia città, di Rapallo, per cui ero stato inviato a raccontare quello che accadeva nel luglio del 2001. Mi ricordo che a Cristina avevo detto: ma guarda che questo ragazzo è bravo, ha fatto, perché io ero imbranato come a destra ancora, ma tu è bello spigliato, dice, ma guarda che mi avevi colpito. E da lì mi avete incastrato. Dai, su, così speriamo di andare ancora avanti tantissimi anni. Don Luca, grazie della tua vicinanza, che ci sei anche questa sera. Sempre con affetto per chi c'è, che lavora come interno, diciamo, che sono poi volti di amici con i quali abbiamo condiviso anche la metà della scrivania, perché all'inizio la mia compagnia di scrivania era quella di Emanuela Castello, Cristina, Roberto, Alberto Viazzi, che è stato colui che anche mi ha introdotto dentro questo mondo per me sconosciuto ma molto affascinante, e poi chiaramente tutti i tecnici. Il primo, diciamo, che ho conosciuto è stato Stefano Noil, perché Stefano in realtà l'ho conosciuto prima di Telepace dal 1995 in prima superiore nel nostro magnifico liceo Nicoloso d'Arecco. Allora insomma anche con Stefano, visto che hai citato, abbiamo poi arrivato Maurizio, Gareffa, Andrea Capitani, insomma si è arricchita ancora in questi 20 anni. Sì. Alessandro? Sì. E allora grazie della tua presenza, perché hai suonato insieme a Fabrizio la chitarra e accompagnato i canti per la Santa Messa. Grazie a voi, tanto è sempre un bellissimo servizio, ecco, quello per Telepace, anzi dovrei proprio ringraziare anche per quello che mi ha offerto. Comunque come volontario ho imparato tantissimo, sia dall'aspetto tecnico sia anche il lavorare insieme in un bellissimo ambiente. E mi piace molto proprio il servizio che fa per le persone, per il territorio anche.
Ecco qua, facciamo così, tanto non è in diretta adesso, è di supporto. Antonio, vieni un po' da questa parte della telecamera, che Antonio lo vediamo. Vi abbino perché voi avete fatto un'esperienza quest'anno a Lourdes insieme. Antonio Solinas, che è uno dei nuovi volontari, molto presente. Raccontaci qualcosa, Antonio, com'è andata? In quel giorno c'era Gianluigi dell'Unitalsi questa sera. È stata un'esperienza stupenda, perché siamo partiti sconosciuti, siamo saliti sul treno come per miracolo, ci conoscevamo tutti. È stato bello perché dipende da come partecipi. Se partecipi, se hai la sensibilità di capire gli ammalati, i volontari, i colleghi, diventa un'esperienza stupenda. Secondo me quella settimana, io penso anche Alessandro, ci ha arricchiti. Voglio interromperti per dire che Telepace a volte crea anche questo, no? Uno magari non se l'immagina, ma un volontario crea queste opportunità, questi momenti che ti prendono, credo, dal cuore, no? Perché un viaggio a Lourdes penso che sia stato, come dicevi tu, significativo, no? A prescindere dalla televisione. Senti veramente, senti l'emozione, quando cammini in quelle strade ti senti parte del villaggio di Lourdes. Sinceramente, poi io ho visto anche con lui, non conoscevamo nessuno, gli ammalati scherzavano con noi, si girava il treno, gli altri volontari, diciamo che è stata un viaggio, una famiglia, 500 persone che sono diventate una famiglia. Bene, grazie, salutiamo Antonio e Alessandro augurandovi altri momenti. Sì, volevo andare a salutare prima di chiudere gli amici della Proloco di Levi, che insomma dicono che tutti quanti avete fatto come al solito dei testaglieux speciali. Daniele Celle, che è il presidente della Proloco. Noi ce l'abbiamo messa tutta, come sono venuti sono venuti. Io come sono venuti non lo so perché... Non hai assaggiato? No, veramente uno l'ho mangiato, però erano uno dei primi. Comunque è andato tutto bene, siamo contenti. Non è rimasto niente, siamo all'asciutto di tutto. Siete all'asciutto? Siamo prosciugato, stasera è andato. Io direi, con Don Falso ci trasferiamo di là, che credo che faccia anche piacere perché è un po' un ritorno negli anni che ha vissuto a Levi, credo, no? Ecco, salutiamo ancora qua l'artista dei testaglieux, ma come si fanno così rotondi? Bisogna col compasso, come Giotto. Però non c'è il compasso. Ci vuole la consistenza giusta, proprio l'impasto della consistenza giusta, vengono rotondi da soli, colando giù, se è troppo cremoso. E sono tutti uguali però. Sì, perché abbiamo il mestolo calibrato per questi piccoli, oppure un altro mestolo per quando si fanno più grossi. Bene, testaglieux, vedo anche la Nutella però ormai, non solo... Ormai non ce n'è più, ormai non ce n'è più altro che Nutella. Signora, ma no, li teniamo. Basta mezzo. Don Fausto, siamo vicini ai cuochi, ma credo che la cucina fa anche famiglia, no? E poi sei un po' ritornato con loro a quanti anni fa? Beh, a Levi dal 94, ho conosciuto gli amici di Levi nel 94 e da allora poi non abbiamo più smesso, sempre. E sono stati loro che ci hanno aiutato tante volte nelle iniziative di sostegno alla nostra emittente e di amicizia non solo per quello che riguarda i momenti conviviali ma anche per altre attività che abbiamo svolto in giro, e penso anche qualcuno di loro è venuto giù in Africa dove è nata Radio Siriri. Ecco, ritornando alla giornata, così non so se dalla regia, ma forse il tempo sta andando e bisognerà chiudere. Chiudiamo con il nostro direttore Don Fausto Brioni, che è anche parroco qua della parrocchia di San Giacomo Rupinaro. Dicevo prima con Marco Devoto, forse da sempre sono stati amici gli uomini del Ruinà e la parrocchia, adesso con te forse approfittiamo un attimo in più, però cosa diciamo in questa giornata e in questo momento che abbiamo vissuto? Beh, la gratitudine al Signore e a tutte le persone che ci hanno aiutato in questo tempo e che continuano a dare voce, spazio, risorse
alla nostra emittente, chiedendo, come il Vescovo ci ha ricordato, di essere aiutati intanto a essere fedeli alla nostra chiamata, a essere al servizio di Dio e dell'uomo, e poi fare in modo che questo diventi un richiamo di comunione, cioè di collaborazione, dove l'essere TV comunitaria vuol dire che siamo parte di un tessuto, di un'appartenenza, di un territorio e di persone che ritrovano dei valori comuni e vogliono servire un bene che è di tutti e tutti dobbiamo servire. Noi lo facciamo attraverso lo strumento della comunicazione che è la televisione, la radio, internet, i mezzi della comunicazione sociale. E quindi grazie a coloro che ci hanno aiutato e chiediamo di aiutarci in questo cammino futuro che è ancora ricco di incognite, anche di possibilità, di potenzialità che saranno affidate proprio al nostro tessuto sociale, a coloro che credono in questo strumento e gli consentiranno, se lo credono, di continuare il suo servizio. Il Vescovo diceva, mi sembra molto bello, che andiamo a scoprire le buone notizie, no? Fa piacere essere un pochino riconosciuti, a volte nelle cose ci si tenta, noi gli possiamo garantire che ci impegniamo, però poi un minimo di riconoscimento in questo credo che sia molto bello, no? Queste parole qua. Sì, credo che questa sia un po' una delle caratteristiche di Telepace. Telepace vuol dare notizia della buona notizia del Vangelo, ma anche delle buone notizie che ci sono, e diventare uno strumento di pace, di comunicazione di pace. Il Vescovo ci ha richiamato uno stile che è quello del bene, come riusciamo, poiché non vuol dire mistificare, non sempre tutto è bene, ma certamente il bene vince. Questo lo crediamo per fede e possiamo dire anche nell'esperienza del nostro tessuto sociale, cioè quello che è il bene molto di più del male. Poi ci sono le difficoltà, le fatiche, le fragilità di tutti, ma quanta vita e vita dedicata che scopriamo tutti i giorni. Io credo che in questi 29 anni una delle cose più belle è aver incontrato tanta gente e tante esperienze positive che io non avevo neanche sospettato esistessero, e le abbiamo viste e un po' ve le abbiamo fatte vedere. Bene, tornando a noi, finiamo con i ringraziamenti, direi. In senso generale ricordiamoci il lavoro dei nostri collaboratori dipendenti. Che sono in TV adesso, che stanno mandando in onda il segnale che ricevono. Ci sia Paolo, no? Paolo e Alex, Paolo Solari e Alex Apollaro. Partivo da i dipendenti collaboratori, tutti i volontari, il consiglio direttivo sia dell'Associazione degli Amici dei Volontari, che è presidente Roberto Iccardi, e della Fondazione Stella dell'Evangelizzazione, che gestisce la Telepace. E poi, tornando alla giornata di oggi, anche tante presenze a livello istituzionale che hanno così accompagnato, credo in maniera così cordiale e di bene, questo momento. Sì, noi, ecco qua è una cosa credo importante, noi abbiamo invitato le istituzioni non perché volevamo dei titoli altisonanti, ma perché crediamo che sia un'espressione di un popolo, di una città, di qualcuno che ha affidato una responsabilità, un incarico, sappiamo quanto è gravoso fare oggi il sindaco, e di chi si è preso una responsabilità. Allora con loro condividiamo non la propaganda ideologica, politica, di appartenenza di questo gruppo piuttosto di quell'altro, ma del servizio che viene svolto. Noi credo che nessuno ci abbia potuto dire che non abbiamo servito questo comune o quell'altro per un partito politico o l'altro, non importa questo, importa il bene comune, e chi ne ha la responsabilità è giusto che sia sostenuto e sia aiutato, ed è bello vedere anche questo ritorno che indica un riconoscimento di questo servizio che è sempre perfettibile, siamo sempre ad imparare, direi che è più chiaro che dobbiamo imparare che non che sappiamo ad oggi. Abbiamo visto anche i colori dei volontari delle pubbliche assistenze, della protezione civile, che sono persone che durante l'anno e comunque nei momenti un po' più difficili siamo sempre in contatto. C'era anche il responsabile del 118, insomma abbiamo, direi, come dicevi, cercato di condividere in famiglia allargata del nostro Tigullio questa serata.
Sì, c'è tutto un mondo di volontariato, noi abbiamo la trasmissione Che fa Roby, si può dare di più, che dà voce a questo mondo, che è un mondo di impegno sociale, di generosità, di dedizione e anche per qualcuno, direi, per scoprire un senso della vita, no? Che la vita ha senso se la doni a qualcuno, non se te la tieni lì, non se la fai per te, ma se diventa un'occasione per qualcuno, per servire qualcuno, per amare qualcuno. Allora questo mondo lo trovate spesso su Telepace, era qua, spesso lo troviamo quando c'è difficoltà, perché si collabora nella difficoltà, però poi nasce un'amicizia che continua, va avanti e che è bello poi ritrovare in momenti fraterni come questi. Bene, siamo quasi arrivati, credo, al Vangelo, perciò vogliamo ricordare tutti i sacerdoti, tutte le comunità parrocchiali che ci sostengono. Direi chiudiamo, siamo alla fine. Sicuramente ci dimenticheremo tante cose da dire e da ricordare persone, però non lo stiamo facendo. Ecco, bravo. Il Vescovo ha detto che per il prossimo anno, a Dio piacendo, l'anno prossimo ci saranno 2 appuntamenti, un 25esimo Radio Siriri in Africa, che è sorella di Telepace, di Radio Pace, a gennaio, e poi a maggio i 30 anni di Telepace, ma avremo modo di parlare. Di parlarne, ma da domani bisognerebbe pensarci, arrivarci bene, perché 30 anni bisogna festeggiarli bene, magari pensiamo a un piccolo comitato, insomma un gruppetto di persone che pensa per quello. Bene, è tutto, chiudiamo così. Buona serata a tutti, grazie per averci seguito.